forse la valutazione se concedere secondi, terzi, quarti mandati deve essere fatta all'interno di una riflessione un po' più ampia e quanto possa giovare una determinata situazione. Personalmente credo che sotto una certa soglia possa esistere la libertà di mandati, una certa soglia di abitanti e quindi di potenziale, anche di potenziali persone che si mettono a disposizione in realtà più grandi anche per la tipologia di attività che viene svolta, per il controllo che viene svolto, forse è necessario limitare. Poi se uno mi dice che sono giusti 2 o 3 o 4, potremmo discutere all'infinito. Se è giusto un mandato da 5 anni piuttosto che uno da 6 o 7, come succede magari in Austria, potremmo discuterne. Io credo che anche 5 anni non siano moltissimi per portare a compimento le proprie iniziative. Favorevolissima, perché ritengo che se un governatore ha lavorato bene è giusto anche che si possa ripresentare e quindi dare l'opportunità poi ai cittadini di votare una giusta rappresentanza, per cui sono nettamente favorevole, condivido quello che ha detto il collega in merito a livello anche di comuni, oltre al fatto che appunto c'è la necessità anche di trovare volontari che si adoperino per dare una mano per il proprio paese, e ce n'è sempre di meno, si fa fatica a costruire le liste, si fa fatica veramente a trovare persone che abbiano voglia di impegnarsi, ed è un impegno a volte quello di un consigliere comunale sostanzialmente gratuito che va a portare, va a togliere anche quello che è il tempo libero che uno può avere per la famiglia o per le proprie passioni.